Tra le attività previste nel progetto FAMI del Ministero degli Interni, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, per la realizzazione di intervento di accoglienza c'è quello della realizzazione di percorsi di formazione linguistica di livello B1, organizzati dal CPIA, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Agrigento, diretto dall'ingegner Santino Lopresti, e vengono svolti nelle scuole di tutta la provincia. Tra questi anche quello di Castrofilippo, gestito dall'associazione Tomasi Ollus, un corso di 80 ore che si è articolato nelle ore pomeridiane. Sono stata coinvolta in questo meraviglioso, mi piace così chiamarlo, progetto indetto dal Ministero dell'Interno, cofinanziato dall'Unione Europea, FAMI, che ha permesso a tutti i CPIA a livello nazionale, quindi anche il nostro CPIA, chiaramente anche grazie al nostro dirigente scolastico Santino Lopresti, che è sempre molto sensibile a tutte le attività che prevedono una sorta di aiuto, chiamiamolo così, di aiuto, di integrazione, di inclusione della nostra utenza scolastica, soprattutto è fatta appunto di alunni di paesi terzi. Questo progetto lo stiamo svolgendo, ci sta accogliendo la comunità di Castrofilippo, Tomasi Ollus. Da circa un mese ci stiamo lavorando, sono 80 ore divise in 5 ore giornaliere antimeridiane. Anche l'orario è stato accordato appunto con i corsisti proprio per permettere loro di poter frequentare il numero di ore sufficiente per poter poi affrontare l'esame finale. Sicuramente per loro è un'esperienza formativa notevole, perché hanno capito che l'istruzione e soprattutto la conoscenza della lingua italiana è uno strumento di veicolo per integrarsi in questa nuova società, integrarsi non solo dal punto di vista sociale ma anche culturale e anche lavorativa, per poter approfittare dei servizi disponibili all'interno di questa società, ma anche per poter riconoscere in loro stessi quelle che sono le loro capacità, le loro risorse, le loro competenze, e quindi poi spenderle nel nostro territorio. Devo dire che hanno dimostrato una grande maturità, una grande voglia di apprendere, proprio per potenziare le loro competenze linguistiche fondamentali per potersi integrare realmente in maniera pratica nel nostro territorio.